Nuovo vertice di maggioranza nella giornata di ieri a Palazzo d'Orleans, convocato dal presidente della regione siciliana Renato Schifani, riuniti i rappresentanti delle forze politiche del centrodestra, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, MPA, Democrazia Cristiana e Noi Moderati, a sostegno del governo regionale. L'incontro, durato oltre 2 ore, è stato dedicato principalmente alla definizione dei contenuti del disegno di legge sulla stabilità regionale. La coalizione ha ribadito la propria piena compattezza e la condivisione degli obiettivi, individuando nello sviluppo economico della Sicilia l'asse portante della manovra finanziaria. Un ruolo centrale sarà riservato alla decontribuzione per le imprese che assumono un nuovo personale, una misura considerata strategica per stimolare la creazione di nuovi posti di lavoro e sostenere concretamente il tessuto produttivo dell'isola. L'obiettivo è quello di favorire una crescita economica duratura attraverso un aumento ancora più significativo dell'occupazione, rafforzando così la competitività delle aziende siciliane e migliorando le prospettive per i lavoratori. Durante la riunione è stato inoltre raggiunto un accordo politico per portare all'approvazione dell'Assemblea regionale dal mese di gennaio in poi 4 provvedimenti di riforma, enti locali, consorzi di bonifica, dirigenza regionale e modifica del regolamento sul voto segreto. Schifani ha quindi espresso soddisfazione per il clima di coesione e responsabilità che ha caratterizzato il confronto, sottolineando ancora una volta l'impegno comune a proseguire lungo il percorso di modernizzazione dell'amministrazione regionale.